Siamo con Vincenzo Tubolino, delegato per la provincia di Siracusa della AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, in questo caso Sicilia. Un'associazione che si occupa di... Ci occupiamo prevalentemente di formazione per quello che riguarda i sommelieri, poi naturalmente abbiamo i nostri banchi di degustazione, facciamo le nostre attività, siamo interessati anche nella promozione del buon bere, della sperimentazione, veniamo chiamati spesso e volentieri anche per questo e soprattutto, ripeto, per formare i giovani allievi che vogliono avvicinarsi insomma, a questo mondo del vino che diventa sempre più interessante e sempre più professionalizzante per chi lo fa. A livello italiano, quante persone fanno parte di questa associazione? Tantissime in questo caso, ogni regione ha diverse delegazioni e il numero è sempre in crescita in ogni caso. Facciamo dei corsi che si evolvono su 3 livelli, per cui per diventare sommelier c'è un percorso abbastanza arduo. Il primo livello è propedeutico all'insegnamento dell'assaggio e all'adozione della nostra scheda di degustazione. Il secondo livello avvicina prevalentemente alla conoscenza di tutti i vitigni nazionali ed internazionali, ed il terzo livello, che è quello che qualifica e dà appunto il titolo di sommelier, è quello che insieme a tutto quello che si è fatto prima si parla di abbinamento cibo-vino, ed è una parte che riguarda prevalentemente l'alimentazione e la possibilità di poter abbinare il cibo e vino, perché proprio quello che ci viene sempre dato come plauso e riconosciuto anche all'estero è che l'Associazione Italiana Sommelier ha sempre dato, e il sommelier italiano ha sempre dato molta importanza sì al vino, ma anche al modo di abbinarlo e di farlo gustare meglio insieme a delle nostre buone pietanze. Quali sono gli sbocchi professionali ai quali si accede dopo aver seguito questi corsi? Oggi per fortuna tanti di più, si parte dal classico naturalmente, che è il sommelier, che si può trovare fortunatamente oggi anche in tantissimi ristoranti italiani, e molti ristoranti della Sicilia hanno cominciato ad avvalersi di questa figura. Poi c'è naturalmente un'evoluzione del sommelier, che diventa un wine manager, per cui insieme al management di una compagnia o di un albergo che dir si voglia si occupa non solo degli acquisti ma anche della promozione di determinati vigneti, vitigni o di aree geografiche specifiche, per cui studia, va sul territorio, si tiene in contatto con le università di pertinenza e soprattutto non abbandona quello che è poi il suo spirito, cioè di divulgare queste sue conoscenze attraverso delle formazioni, soprattutto verso i ristoratori, ma di chi di chi ne avesse voglia di averne. Il sommelier è di supporto al ristoratore o anche al viticoltore? Il sommelier ha questa bivalenza sicuramente, il viticoltore spesso ci chiama oggi, fortunatamente in questo rapporto di collaborazione, e chiede consigli che non riguardano soltanto le tecniche di produzione, perché forse sono più di suo appannaggio, però in effetti il sommelier è diventato anche un grande esperto per quello che sono le tecniche di cantina, la conoscenza del territorio, ripeto a dire, e anche tutto quello che riguarda l'ampelografia, per cui è vero che è da supporto al momento in cui sta al ristorante al ristoratore, ma quando viene chiamato per assaggiare i vini o per esprimere un suo parere, che possa essere oggettivo, soggettivo, attraverso un punteggio, allo stesso momento dà una mano al produttore per capire anche cosa il mercato vuole o cosa si aspetta negli anni a venire. L'Associazione Italiana Sommelier a livello locale, in particolare a Siracusa, ci può dare qualche informazione in più? Sì, credo di sì. E noi da circa 12 anni, 13 anni che ci muoviamo all'interno della provincia di Siracusa, diciamo che siamo cresciuti bene. Siamo cresciuti lentamente, ma siamo cresciuti bene, e l'associazione di Siracusa adesso si avvale di una trentina di sommelier che negli anni si sono formati e che potete trovare nei vari ristoranti più blasonati o meno fate voi, che hanno diffuso sicuramente la cultura del vino, la conoscenza del vino e soprattutto la voglia di gustarlo con le pietanze adatte. Fermo restando, da noi è rimasto un po', soprattutto a Siracusa, la voglia di non enfatizzare troppo questo momento, ma cercare di farlo godere quanto più possibile a chi ne ha voglia. Un suo commento su questa manifestazione, Coffee Show Latte Art 2011?
Credo che questa manifestazione sposa bene un po' la filosofia AIS. Ripeto, noi qui a Siracusa continuiamo a fare dei corsi e a incontrarci e a confrontarci con tutte le altre associazioni. Io credo che Gaetano Bongiovanni, che è il fautore di questa manifestazione, ha fatto una cosa gratitissima. Non finiremo mai di ringraziarlo e di complimentarci con lui, perché mettere insieme tutte queste anime intese come più associazioni che possono sembrare sì di diversa natura, particolari, con ambizioni diverse, ma che sono tutte e comunque unite da da questo Teledunione, che è cercare di fare qualità, di dare un aspetto migliore alla città dal punto di vista dell'accoglienza, della formazione, della fruizione dei servizi, e perché no di gustare un buon caffè, un buon cappuccino fatto ad arte come si deve. Chi volesse avere maggiori informazioni sulla vostra associazione, a chi si deve rivolgere? Intanto noi abbiamo un sito, e quindi Associazione Italiana Sommelier, dal punto di vista nazionale. Poi invece il nostro è aissicilia.com per quanto riguarda la regione Sicilia, e poi trovate il mio nome, ma anche quello di Simone Iacono, il sommelier che è il responsabile dei servizi, per avere notizie sui nostri corsi, che dovrebbero di già partire fra settembre e ottobre con un primo livello e continuare con un secondo livello intorno a dicembre. Vediamo una dimostrazione pratica della vostra arte? Proprio parlavo di Simone Iacono, che è il responsabile regionale per i servizi. Lui si occupa della formazione dei sommelier, nonché di dare un po' quegli standard del servizio per i sommelier, a partire dall'apertura di una bottiglia di vino nella sua presentazione, nel suo servizio, l'attenzione particolare alla temperatura, per cui insomma vedete un po' il sommelier all'opera. Vai. Aspetta, fermate. Ok.